Ultimo atto della regular season della Serie A femminile, il CMB al Pala Saponara di Salandra va ad affrontare l'Audace Verona, scusate, la Lazio in un match che potrebbe determinare il piazzamento della formazione laziale in vista dei playoff. CMB, campione d'Italia, che si ripresenta davanti al proprio pubblico. E poi dal prossimo 10 di maggio inizierà la fase decisiva per aggiudicarsi lo scudetto, i playoff. Formazione di mister Neri, che nell'ultima giornata di campionato ha affrontato il tiki-taka in trasferta, vittoria per 6-3, e quest'oggi si festeggia la vittoria della Coppa Italia nella Final 8 di Genzano, il Pala Cesaroni. La formazione di mister Neri ha vinto sullo Casa Falconara in finale 6-0. Mentre invece per quanto riguarda la Lazio, sempre il Falconara c'è di mezzo, però in campionato sconfitta con le mura laziali per 3-1 contro la Casa Falconara. Adesso, come vedete, le rituali foto prepartita, e poi avrà il via questo match. Andiamo a leggere le due distinte: il CMB di mister Neri con Di Biase, Lo Popolo, Tati, Butima, Ion, Renatigna, Belli, Bergamotta, Marta, Casiero, Carpinete e Valentino. Mentre invece la Lazio di mister Chilelli con Monteiro, Barca, Caiello, Cali, Pantano, Morello, Conticelli, Ruffini, Partene, Morera, Brenda, Riccio e D'Alessandri. Dirigono il match il signor Colombo da Modena, il signor Plutino da Reggio Emilia e al cronometro Paolo De Lorenzo da Brindisi. 22esima giornata che ha avuto il suo via già a Roma Altamura, match iniziato alle ore 16. Da quel che ci risulta il parziale 3-0, ma dovrebbe essere finita poco fa. Mentre invece le altre gare tutte in contemporanea: Verona Tiki-Taka, Bitonto Cagliari, Falconara Kick-Off, e alle 18:30 inizia Monte Silvano Molfetta. Partiti, inizia ufficialmente l'ultimo turno, gli ultimi 40 minuti di questa regular season. Gestisce la formazione di casa Renatigna. Lo scambio per Belli, Ion, ancora Renatigna, la mette per Belli, poi prova a proseguire Ion, chiusura. Non c'è nulla da fare, dunque si ripartirà con la formazione laziale. Lazio alla vigilia di questa gara si è presentata settima in classifica, 25 punti totalizzati dalla formazione di mister Chilelli, a +2 dal Cagliari. Quest'oggi basta anche un solo punto per poter disputare i playoff scudetto da settima. Renatigna gira per Ion, ovviamente il CMB a punteggio pieno, formazione di Neri assoluta protagonista di questa stagione 25-26 della Serie A di futsal femminile.
Renatigna. Belli, ancora la numero 11 che gestisce, non c'è margine e si riparte dalle retrovie. Renatigna. Marta poi per Ion. Renatigna ancora. Retropassaggio. Superato già il primo minuto. Palla in avanti alla ricerca di Marta, però viene chiusa la numero 17. Laterale a favore delle ragazze lucane. Ottima affluenza quest'oggi qui al Pala Saponara. A fine gara ci sarà la premiazione del CMB per la vittoria della Coppa Italia 25-26 insieme alle istituzioni e al proprio pubblico. La formazione di Mister Neri potrà festeggiare il primo successo di questa stagione. Ion, intervento falloso, non obietta affatto qui Moreira e dunque si riparte con un calcio di punizione, il primo di questo match. Siamo giunti al secondo minuto, nessun tiro in porta fino ad ora. Lazio che contiene il possesso palla avversario, CMB alla ricerca dello spazio giusto per far male. Renatigna, via centrali, grande chance qui per Marta che si gira ma non riesce a coordinarsi in tempo. Palla fuori, comunque gli applausi del pubblico di casa e si riparte. Palla lunga di Monteiro, attenzione, lotta aerea, la mette a terra Belli, riesce a vincere la sfera però se la porta fuori e dunque laterale per la Lazio. Battuto adesso il laterale, palla respinta, si continua ma non si dà seguito e dunque in avanti il CMB, questa volta sulla banda sinistra insiste Marta, perde l'attimo, vince la sfera e neutralizza Monteiro. Palla in avanti di Monteiro, mette a terra Caiello, poi cerca di ripartire il CMB, ancora Lazio in avanti pericolosamente qui con Barca. La chiusura in extremis da parte della difesa di casa e dunque corner a favore delle ospiti. Battuta adesso Caiello, attenzione, palla in avanti, inserisce Renatigna che non ci arriva. Monteiro dunque per Barca, battaglia con Belli, insiste ancora Belli, non riesce a vincerla. Laterale a favore della Lazio. Monteiro, palla in avanti, respinge Di Biase, palla ancora lì e l'ultimo tocco da parte avversaria, dunque si riparte subito con questa rimessa dal fondo. Renatigna per Marta, Ion, ancora Renatigna, pressing di Barca su Renatigna ma gestisce bene la numero 9. Ancora Renatigna, Renatigna avanza sulla destra, poi semplice per Belli, colta la sprovvista qui da Barca, poi prova a calciare Di Biase, sorprende un po' tutti, palla per poco sopra la traversa, riparte Monteiro. Prima vera e propria conclusione verso la porta da parte della numero 1 di casa, poi riparte subito Barca, calcia e termina al lato. Entra Morello, primo cambio per mister Chilelli. Combatte qui
il CMB che riesce a conquistare il laterale. Ultimo tocco da parte ospite. Siamo entrati nel quarto minuto. Renatigna si accentra allo scambio per Marta, non ci arriva la numero 17. Riparte Diana Monteiro. Palla in avanti di Monteiro, la riesce a mettere a terra la compagna, poi non riesce a dar seguito e vince Di Biase. Si riparte dal fondo. Ancora CMB che ci prova. Nel frattempo entra Tati al posto di Ion. Palla lunga lì sulla sinistra, non c'è nessuna. Entra anche Sara Butima al posto di Marta. Duplice cambio per Mister Neri. Tati. Butima per Belli. Alla ricerca dello scambio, non riesce a rispedire al mittente, troppo potente. Il numero 6 non era in traiettoria, dunque laterale battuto rapidamente dalla Lazio. Palla in avanti per Moreira, non dà troppo fastidio a Di Biase che la mette subito lunga. CMB in avanti, retropassaggio per Tati. Butima. Renatigna fatica un po' ma ci arriva. Si accentra Renatigna. Tati per Renatigna, chiusura. E ultimo tocco da parte della numero 9. Dunque laterale Lazio. Palla in avanti di Monteiro. Occhio qui a Renatigna. Renatigna entra nell'area. Renatigna giostra con la sfera e arriva il gol che sblocca le marcature. 1-0 CMB. Renatigna al 6° minuto. La formazione di Neri in vantaggio. E dunque si sbloccano le marcature. Fa tutto da sola Renatigna. Beh, fa tutta la difesa laziale senza indugi, colpisce in rete. 1-0. Nel frattempo entra Valentino che tocca il suo primo pallone proprio adesso. Lo scambio per Butima. Tati ancora. Renatigna. Tati calcia. Tati respinge la difesa della Lazio, non è ancora finita. Insiste il CMB. Renatigna inserisce per Valentino, colpisce a rete. 2-0. C'è sempre lo zampino di Renatigna, ma a insaccarla in rete è Valentino, classe 2002, che trova la sua quarta rete stagionale. Intuizione di Renatigna che serve la compagna al posto giusto nel momento giusto. Superata Monteiro per la seconda volta in poco più di un minuto. Attenzione qui, rischia Tati, riesce a vincere la Moreira, insiste, calcia, rasoterra che viene recuperato facilmente da Di Biase. E dunque Butima con calma per Tati. Mette lì sulla sinistra per Valentino, caccia via la Lazio ma ancora possesso CMB. Butima per vie centrali, non l'aggancia Tati, ci arriva Monteiro. Dunque Monteiro, palla in avanti, palla che però rimbalza in maniera
agevolata per Di Biase. Riparte subito il CMB. Ma non va a buon fine la manovra lì sulla destra. Palla in avanti, allontana Butima di testa. Dunque laterale. Entra Sara Riccio per la Lazio. Barca di prima in avanti, completamente fuori misura. Non c'è nessuna delle sue compagne pronta a ricevere. E dunque riparte Di Biase. Tati, Valendino, giro palla della formazione di casa. Vantaggio 2-0 qui al Pala Saponara. Ricordiamo ultima giornata della regular season della Serie A femminile, 25-26 dal prossimo 10 maggio. I giochi si fanno seri. Playoff scudetto. Ci si gioca il titolo. Attenzione qui, Barca riesce a recuperare la sfera, calcia e Di Biase la fa sua. Attenzione a Barca che in più di una circostanza sta dando fastidio alle calcettiste di casa. Innescando ripartenze potenzialmente pericolose per Di Biase. Attenzione qui a Tati. Calcia Tati, chiusura e laterale. Tati la gira per Renatigna, ancora Tati. Renatigna. Tati. Valendino. Tati. Ma riesce a recuperare la Lazio con Ruffini. Palla in avanti di Monteiro. Non c'è nessuna delle sue. Palla che viene recuperata da Di Biase. Si riparte con il CMB. Siamo al giro di boa quasi di questo primo tempo. Valentino serve Tati. Ancora Valentino. Renatigna. Valentino si confonde da sola. Palla che termina fuori. Laterale per la Lazio. Monteiro. Marta. Tati. Giro palla per il CMB. Continua a fare possesso la formazione di casa, la ricerca del momento giusto, del margine per far male. Poi Ruffini recupera la sfera, tenta di ripartire in contropiede, ma palla in avanti senza seguito. E dunque nuovamente CMB. Nel frattempo vi confermiamo che è finita tra Women Roma e Altamura 3-0. Chiude con una vittoria la regular season, la seconda forza di questo campionato, chiudendo la 22esima giornata a quota 58 punti. Si stanno disputando in contemporanea Audace Verona Tiki-Taka Francavilla. Al momento ci risulta 0-2 il parziale. Nel frattempo entra Bergamotta. C'è questo laterale per il CMB. Vediamo come prosegue. Arriva il tiro, però fischia l'arbitro. Il gol infatti non viene convalidato. E dunque si riparte con Monteiro. Dicevamo, Audace Verona Tiki-Taka 0-2, Bitonto Cagliari 0-1. Lo Casa Falconara che sta vincendo 1-0 contro il kick-off.
e il Montesilvano affronterà alle ore 18:30 tra poco più di 10 minuti la femminile Molfetta nel posticipo di quest'ultima domenica. Dunque si riparte con Di Biase, torniamo a noi, CMB che sta vincendo 2-0 davanti al proprio pubblico. Marta, scambio per Bergamotta, poi vince la sfera la Lazio che vuole sterzare in contropiede. Ruffini se la porta sulla destra, ma palla fuori oltre la linea laterale. Azzarda qui Marta per Belli, non prende bene le misure. Si riparte con Monteiro, rientra Caiello così come Moreira che proprio adesso cerca di metterla a terra, ma Bergamotta rovina i piani parzialmente, perché alla fine il laterale a favore della Lazio. 8:44 al termine di questo primo tempo, 2-0 per il CMB. In rete Renatigna e Valentino. Attenzione qui, cerca di girarsi Moreira, non ce la fa, 2 su di lei. Lo scambio poi Belli, c'è Tati, gira per Marta, ancora Tati. In avanti Belli, tenta il retropassaggio, nulla da fare. Ancora CMB, Tati tenta di prima per Marta, forse un po' spinta dalla fretta la numero 4, non riesce a servire Marta, non si intendono le due. Monteiro in avanti, Lazio che entra nella metà campo avversaria, serve Pantano per Caiello, vince poi Marta, neutralizza la manovra avversaria. Marta per Tati, gira sulla sinistra per Bergamotta, poi palla per vie centrali di Tati, recuperata da Monteiro. Lazio in avanti, occhio qui a Pantano, retropassaggio di Caiello, nulla da fare, non c'è nessuna. Si riparte con Belli, Tati, Belli, Bergamotta, ancora Belli, palla in avanti, la riesce a mettere a terra Marta, perde però l'attimo giusto per far male, non finisce qui, chiude poi in laterale Conticelli. Tati alla battuta sbaglia tutto, Belli che non intende, c'è quello da fare la compagna, dunque laterale sì questa volta, però a favore della Lazio con Caiello. Palla in mezzo alla ricerca di Moreira, la mette a terra Belli, retropassaggio per Di Biase che la calcia via, ci arriva soltanto la collega avversaria. Monteiro, palla lunga, allontana di testa Belli, la mette a terra Marta, attenzione sulla sinistra per Bergamotta, la gira poi per Belli, vince la sfera la Lazio che può ripartire in contropiede, prova a calciare qui Pantano, ma palla fuori. 7:12 ancora da giocare. Marta sulla sinistra per Tati, ancora Tati, Belli per Tati, calcia Tati, messa alla prova qui Monteiro, brava nel dire di no. Sarà corner per il CMB. Prova a calciare Marta, si coordina ma chiude in corner nuovamente una volta la difesa laziale.
Questa volta sarà Tati alla battuta. Siamo sulla sinistra di Monteiro, prova di prima Marta, la fa sua Monteiro, dunque palla lunga per Moreira, c'è spazio per far male, chiusura da parte di Belli. Tati, Moreira non riesce a coordinarsi al meglio e dunque riparte Di Biase. Tati, Bergamotta, ancora Tati, palla in avanti, le sue intenzioni certo voleva servire Belli, però sbaglia a prendere le misure. Si riparte dall'estremo difensore ospite, Monteiro la mette lunga, Marta l'allontana, ci arriva Barca, retropassaggio, ancora Monteiro, palla che viene messa lì dalle parti di Biase, rischia mezzo pasticcio, però ripristina subito qui Belli. Marta senza concludere. Momento di confusione poco fa nell'area lucana, ancora Lazio in avanti, attenzione, Pantano ha cercato di servire Moreira ma neutralizzato dalla difesa di casa. Bergamotta, 5:35, poi sarà duplice fischio che andrà a decretare la fine del primo tempo. Belli, Tati, Belli ancora, per vie sicure si riparte da Di Biase, ancora Tati, palla che viene messa lì nell'area pericolosamente per Marta, ma chiude la Lazio in laterale, esce Marta, rientra Renatigna, così come Ion prende il posto di Tati. Renatigna anticipa Moreira, ancora possesso con Belli che non ha margine, dunque preferisce ripartire dalle retrovie. 4:40 al termine del primo tempo, 2-0 CMB in piena gestione di questo +2 sulla Lazio. Renatigna vuole saltare qui, Pantano non ce la fa, comunque sia riesce a conquistare il laterale. Renatigna, Ion, Belli per Bergamotta, Renatigna in mezzo per Belli, retropassaggio per Renatigna, Belli, Bergamotta, ancora Belli, Renatigna, occhio a Ion, battaglia Moreira ma vince il CMB e dunque Renatigna prova a calciare Ion, palla sporcata, calcio d'angolo. Palla per Belli senza far male in alcuna maniera, dunque riparte Monteiro. Bergamotta vince questa mina vagante centrocampo, nel frattempo la numero 12 cede il proprio posto a Buttima. Renatigna vince la sfera, Barca, attenzione, inserisce qui la compagna Conticelli ma numero 4 non arriva in tempo. Palla fuori, laterale per il CMB, Renatigna. Buttima, Renatigna, battaglia Belli, Buttima, però c'è un fallo ai danni di Belli, calcio di punizione per il CMB.
Ultima serve Ion, dunque Renatigna opta subito per Belli, continua il giro palla incessante del CMB. Renatigna si giostra al meglio tra le avversarie e poi asse vincente con Belli, 3-0, doppietta personale della numero 9, classe 93 di casa CMB, una certezza. Sotto porta. 3-0 dunque quando mancano 2:35 alla fine del primo tempo. Palla in avanti, fuori misura, si ripartirà da Di Biase. C'è clima di festa qui a Salandra, come abbiamo avuto modo di dirvi all'inizio di questo match. CMB che in occasione dell'ultimo match casalingo della regular season andrà a festeggiare a fine gara la vittoria della Coppa Italia. Nel frattempo ancora CMB in avanti, si rende pericoloso, poi chiude la difesa laziale. Calcio d'angolo battuto adesso, Buttima prova a calciare, grande intervento di Monteiro che respinge in calcio d'angolo ancora una volta. 2-0-3. Battuto il calcio d'angolo, ci prova di prima Belli, poi Buttima era lì sul secondo palo, Monteiro la fa sua. Vince nuovamente la sfera Ion, semplice per Belli, ancora Ion, Renatigna, Buttima prova a girarsi, avanza sulla destra, raddoppio e poi Monteiro la fa sua. Palla in avanti per Monteiro, chiude qui Ion. Nel frattempo mister Chilelli fa rientrare Riccio per questo finale di primo tempo. Battuto il laterale, respinge Renatigna e dunque Barca. Monteiro, Barca ancora, cerca lo scambio, recupera Renatigna, pericolo qui Buttima. Ancora Renatigna, sbaglia, o meglio non intende la compagna Ion che si è fermata prima del tempo. Nel frattempo prova a rispondere la Lazio, ma conclusione che non impensierisce affatto Di Biase, quella di Ruffini. Renatigna che parla con Neri. Siamo entrati proprio in questo istante, nell'ultimo minuto del primo tempo di CMB Lazio, 3-0 il parziale qui dal Pala Saponara di Salandra. Renatigna, Buttima, ancora la numero 6 per vie centrali, non riesce a gestirla al meglio Belli, se la fa sfuggire, palla fuori, laterale per la Lazio. Monteiro in avanti, Monteiro, palla fuori. Nella classifica virtuale CMB che adesso salirebbe a quota 66 e già dovrebbe scrivere un pezzo di storia, concludendo la regular season a punteggio pieno. Non dovrebbe essere mai successo nella storia del futsal femminile italiano. E dunque non c'è più nulla da dire per quanto riguarda questo primo tempo. Fischia la sirena, duplice fischio, finisce
qui ci vediamo tra poco per la seconda metà di gioco.
Siamo sempre qui in diretta dal Pala Saponara di Salandra, tutto pronto, a breve avrà inizio il secondo tempo di CMB Lazio. Primo tempo praticamente a senso unico, 3-0, CMB che sta gestendo in scioltezza questo match, doppietta di Renatigna e gol di Valentino che decidono il match fino a questo momento. Gara sbloccata al 6° minuto con Renatigna, poco dopo Valentino andrà a raddoppiare nel finale di questo primo tempo. Sempre Renatigna andrà a firmare il 3-0 da cui ripartiamo qui in questa ripresa. Partiti proprio adesso. Monteiro, battaglia con Marta, palla che poi arriva dalle parti di Moreira, calcia ma termina fuori. Ovviamente in questo secondo tempo CMB che attacca dalla vostra destra verso sinistra, viceversa la Lazio. Valentino, Tati, Renatigna, ancora Valentino, Tati, Renatigna, Marta, Renatigna per Tati. Occhio a Moreira, però gestisce bene Tati. Poi non serve nessuno, intercetta la sfera la Lazio, Renatigna recupera e dunque Valentino calcia, Monteiro respinge, laterale. Ci prova Marta, respinge Barca, attenzione perché poteva diventare una situazione interessante questa, ma palla che termina oltre il consentito, laterale per la Lazio. Monteiro calcia, spara alto. Da quel che ci risulta il Cagliari è in vantaggio al Pala Gravinese di San Michele di Bari, dove si sta disputando Bitonto Cagliari. 1-2 parziale, e alla luce del risultato qui da Salandra il Cagliari andrebbe ad effettuare il sorpasso sulla Lazio, quota 26. E dunque se terminasse in questo momento con questi risultati il primo turno dei playoff scudetto vedrebbe sì il CMB affrontare la Lazio. Vedremo come si andrà a sviluppare questo match. Attenzione qui a Barca, tu per tu, conclusione che termina al lato, grande chance per Caiello, occasione ghiotta per sbloccare le marcature in casa Lazio. Caiello a tu per tu con l'avversaria, poi arriva la conclusione di Marta, recupera Monteiro che prende iniziativa ma se la allunga troppo, poi rischia, sa di rischiare ed è costretto a cacciarla via. Laterale per il CMB. Tati, Renatigna, Tati in avanti, la mette a terra Marta, tenta il retropassaggio, poi vince la sfera qui Moreira, battaglia ma laterale per il CMB. Subito ci prova Marta, chiusura della Lazio, ancora laterale, rapido sul seguirsi dei venti, ancora Marta si allarga, tenta di calciare, palla sopra la traversa. Si riparte con Monteiro, in avanti Monteiro, ma Conticelli di testa termina al lato. Marta, Valentino, Renatigna, vuol girare Tati ma vince la sfera la Lazio, battaglia qui Moreira,
il laterale è a favore della Lazio, perché è l'ultimo tocco di Tati. Palla in avanti di Monteiro, Marta chiude, corner. Combatte Valentino, ancora Lazio, questa volta laterale. Il tutto mentre siamo giunti già al terzo della ripresa, con una Lazio un po' più propositiva in questo avvio. Attenzione, riesce a recuperare il CMB che vuol ripartire, ma neutralizza in qualche modo la Lazio, anche se va ad aggravare la situazione portandosela in corner. Vediamo un po'. Sì, è proprio corner. Tati alla battuta, palla in mezzo, Monteiro anticipa Marta, chiude in laterale, sempre a favore del CMB. Renatigna, Valentino, Renatigna la mette sulla sinistra per Marta, non c'è spazio e dunque Tati. Marta ancora, chiusura di Conticelli, subito CMB. Marta, Valentino, Renatigna a tu per tu con Barca, riesce a superarla Marta, poi per Valentino a tu per tu col portiere, allontana Monteiro, poi la caccia via ancora una volta la difesa laziale, palla che colpisce il soffitto del Palasaponara. Si riparte con il laterale a favore del CMB come previsto dal regolamento. Tati, Valentino subito per Renatigna, calcia Renatigna per un pelo, palla che termina fuori. Marta poteva inserire in rete, ma non riesce a concepire le intenzioni della compagna. Nel frattempo si riparte con Tati che serve Marta, rientra Belli. Tati, Renatigna, Tati ancora, si gira Marta che serve lì al centro, Belli se la fa passare dinanzi a sé la numero 11 senza concretizzare. Dunque ha pareggiato il Bitonto. Dunque Bitonto Cagliari 2-2. Nel frattempo vuol proseguire, non ce la fa, neutralizza la difesa del CMB questo tentativo di Moreira. Riparte in contropiede il CMB dunque con Tati. Dicevamo un 2-2 quello tra Bitonto e Cagliari, che fa bene la Lazio. L'unica situazione di classifica ancora da definire. Quella tra il settimo e l'ottavo posto per i playoff scudetto, che interessa sì la Lazio ma anche il CMB, che in base a come andrà a terminare questa 22esima giornata conoscerà il primo avversario dei playoff. Ma torniamo a noi, c'è un calcio d'angolo per il CMB. Renatigna serve la compagna Belli, non c'è nessuna delle sue e opta per il retropassaggio.
Di Biase prova a calciare, palla fuori misura per un pelo. Ripartirà Diana Monteiro, la numero 1 laziale. Entra Sara Riccio al posto di Conticelli. Nel frattempo Belli, bella situazione per il CMB che riparte in avanti. Ancora Renatigna, vince la sfera la Lazio, vuole avanzare, Barca non ce la fa. Belli rapido susseguirsi di eventi e vince nuovamente la sfera la Lazio. Si battaglia per il pallone, lì è all'altezza della metà campo Marta. Semplice lo scambio per Ion, sulla destra per Renatigna, in mezzo per Belli, prova a calciare, respinge qui Pantano, poi ancora una volta Moreira, calcio d'angolo, scusate, laterale. Abituati troppe volte ai corner in questa partita. Palla per Belli che non va a buon fine, Lazio che vuole far male, palla lì sulla banda per Riccio, scontro con Di Biase, non c'è nulla, ma dovrebbe essere rimessa, sì, a favore della Lazio. Invece no, calcio d'angolo. Corregge il direttore di gara, si era confuso anche Riccio. Palla che viene recuperata da Di Biase, ottimo intervento, poi palla per Belli, attenzione, pallonetto che non va a buon fine all'ultimo. Pantano chiude in calcio d'angolo. Ion alla battuta, palla in mezzo, non ci arriva nessuno. Ultimo tocco da parte delle ospiti e laterale per la formazione lucana, in vantaggio 3-0 dinanzi al proprio pubblico, alla propria tifoseria che quest'oggi festeggerà al triplice fischio anche la vittoria della Coppa Italia. Cammino importante quello nella Final 8 di Genzano dopo la vittoria per 4-3 sul kick-off. Ai quarti arriva il 6-1 sul tiki-taka per poi chiudere in bellezza 6-0 sull'Ocasa Falconara. È la prima Coppa Italia della propria storia per la formazione allenata da mister Massimiliano Neri. Quest'oggi festeggerà insieme all'amministrazione comunale di Salandra e a tutto il pubblico lucano questo traguardo qui nella propria terra. Renatigna, Marta, retropassaggio per Ion. Belli prende in velocità, Belli, attenzione, vuole entrare in area di rigore, chiude poi Riccio e ci sarà calcio d'angolo. Ion alla battuta, palla in mezzo, Renatigna non si coordina bene, peccato perché era una bella situazione quella. Butima, Ion, Renatigna, raddoppio, è costretta poi a servire Ion, retropassaggio, ultimo tocco delle avversarie, laterale battuto da Butima. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo della ripresa, sempre 3-0. Pantano chiude, laterale. Ion aggira per Belli, ancora Ion, Butima, palla in mezzo, Belli prova a calciare,
termina al lato, riparte Monteiro. Intuizione per la numero 11 che prova poi a portarsela sulla sinistra, calcia ma termina fuori. Adesso CMB che ci prova nuovamente, Renatigna, s'accentra Renatigna riesce ad uscirne, poi Belli vuol rispedire al mittente, vince la sfera la Lazio, contropiede, calcia, Riccio, palla fuori. Ion, Renatigna, Butima, palla che termina fuori. Ion alla battuta. Siamo al 9° minuto in questo secondo tempo tra CMB e Lazio. Renatigna ancora una volta la mette lì sul secondo palo, a metà strada tra un tiro e un passaggio, un cross, ma non ci arriva nessuno delle sue compagne. Lazio in avanti. Ruffini, retropassaggio per Monteiro. Palla in avanti, rischia un po' Di Biase, ultimo tocco da parte CMB e ci sarà calcio d'angolo, Barca la battuta. Prova a calciare di prima Riccio, ancora chiusura da parte del CMB con Di Biase. Sempre da lì calcio d'angolo, prova Ruffini, respinge la numero 6 di casa CMB, laterale. Attenzione, la fa sua Renatigna, superata Monteiro, intercetta la sfera, non perdona mai Renatigna. 4-0 CMB. E con questo gol sale a quota 35 gol in stagione, la numero 9, assoluta protagonista del CMB 25-26. Bergamotta, serve Marta, Belli, ancora Marta, Belli, Butima, Belli, Marta, ancora il numero 6. Siamo al giro di boa, ultimi 10 minuti di questa regular season. Alla Pala Saponara 4-0, gestisce questo vantaggio il CMB che si avvicina alla chiusura di questo campionato, di questa stagione regolare, pronta per scrivere la storia. Punteggio pieno, attenzione, nel frattempo ferma la propria manovra la Lazio, si è fatta male Belli, gomitata, sembra tutto ok però. Entra Caiello per la Lazio. Marta, Belli, ancora Marta, Butima, inserisce ancora per Butima, si battaglia, rischia un po' la Lazio, poi la caccia via la formazione ospite, evitando il peggio.
Butima, ancora CMB, Bergamotta, palla lì sulla destra, a tagliare, non c'è nessuna delle sue. Si riparte con il laterale a favore della Lazio. Battere sarà Conticelli, e invece no, arriva Ruffini, palla lunga alla ricerca di Moreira, vince la sfera Belli neutralizzando l'avanzata, poi palla lunga in avanti, soltanto Monteiro è in grado di farla sua. Battuto il laterale di Biase con i pugni, poi Butima tenta di ripartire in solitaria, se la allunga più del dovuto, ci sarà laterale. Entra Proietti, numero 17 per la Lazio. E riparte il CMB. Marta, Belli, la gira per Butima, Belli ancora, supera l'avversario, ancora in mezzo, non è finita qui. Bergamotta, Butima anticipa, poi la Lazio gestisce la sfera, qui Caiello non è in grado di gestire al meglio Proietti, e dunque riparte il CMB con Marta. Palla sulla destra, Belli vuole surclassare l'avversaria ma arriva Partene a farla sua. La mette a terra CMB e gestisce la sfera. Avanza sulla sinistra Butima, Bergamotta, Belli, retropassaggio ancora per Di Biase. Butima, ancora Butima, dunque Belli. 6,50 al triplice fischio. Ottima affluenza quest'oggi, ha risposto presente la tifoseria locale per l'ultima gara valevole per la 22esima giornata della regular season di Serie A femminile 25-26. A fine gara infatti il CMB, come abbiamo detto già in precedenza più volte, festeggerà insieme alle istituzioni locali, insieme al proprio pubblico, la vittoria della Coppa Italia. Poi ci saranno 2 settimane per ricaricare le energie e poi inizierà la fase più importante della stagione, i playoff scudetto. Belli, attenzione, Belli la mette sul secondo palo, anticipa, grande intervento qui per la Lazio, che adesso vuole ripartire addirittura in contropiede. Fase concitata, sono lunghe le due squadre, si ricompatta il CMB, si battaglia con Morello, attenzione, poi Marta la fa sua ma sbaglia un passaggio elementare per Bergamotta. Concesso dunque il laterale per Morello. Parte Conticelli, respinge Bergamotta, insiste Conticelli, chiude Marta,
ancora calcio d'angolo, ancora Lazio. Palla in mezzo, anticipa qui Marta, riparte, belli, serve Buttima, attenzione sul secondo palo, il gol di Marta, 5-0, CMB festeggia la formazione di mister Neri, festeggia il pubblico lucano. 17 Marta, CMB 5, Lazio 0. Rete numero 18 per la classe 92 questa stagione. Contropiede vincente quello delle ragazze di casa. Attenzione, conclusione dalla distanza che mette alla dura prova Di Biase, la quale reagisce mettendola in corner. Sempre lì sulla sua sinistra, ancora Lazio, Conticelli calcia, palla che viene toccata, deviata dal CMB e dunque sarà laterale. Di Biase in due tempi, poi non è in grado di contenerla. Ancora Lazio, questa volta calcio d'angolo. Assiste Marta, esce qui Partene, vuol ripartire il CMB, battaglia Morello, c'è Renatigna, Bergamotta, Marta, Bergamotta, insiste Bergamotta, combatte con Moreira, laterale per la numero 12. Marta, Renatigna, Butima, Marta, ancora Bergamotta, inserisce alla ricerca di Marta, imprecisa però, ne giova Alexandra Partene, secondo portiere Casalazio. Palla lunga, insiste qui Caiello, ma chiude il CMB. 4:27 ancora da giocare, c'è laterale per le ospiti. Caiello, ultimo tocco di Bergamotta, ancora Lazio. Retropassaggio, si riparte addirittura da Partene. Nel frattempo la Lazio può tirare un sospiro di sollievo perché il Bitonto è stato in grado di ribaltarla 5-3 da quel che ci dicono. Dunque lo stato delle cose, il primo turno in questi playoff scudetto vedranno il CMB andare in Sardegna a affrontare il Cagliari, mentre invece la Lazio rimarrebbe settima a quota 25. Lazio che se tra 3 minuti e 47 anche il parziale tra Bitonto e Cagliari rimarrà lo stesso, affronterà sin da subito la Women Roma, subito derby laziale nei playoff. Primo turno previsto, come vi dicevamo, il prossimo 10 maggio. Ancora chance dalla distanza di Pantano e Di Biase chiude in corner. Battuto il calcio d'angolo, non è in grado di sfruttare affatto qui la Lazio e dunque ripatte Marta.
Entra Belli al posto di Butti, ma Belli, retropassaggio per Marta. La gira per Ion, rischia su Caiello, chiusura e ci sarà laterale. Marta, Renatigna riesce a servire Belli, attenzione però c'è un fallo di Moreira su Belli, fischia l'arbitro, calcio di punizione per il CMB. Ancora accasciata a terra lì la numero 11 Federica Belli, si rialza, non sembra nulla di grave, dolore al gomito, ciocco passabile, vedremo. Nel frattempo Marta parla con la compagna. Con le compagne c'è anche Renatigna. Vediamo un po' cosa hanno pensato. Calcio di punizione, solo Pantano in barriera. Entra anche Carpineta in questo finale. Belli, semplice per Ion, riesce poi a sventare il pericolo di partenza Lazio. Ion, retropassaggio per Di Biase, palla in avanti, poi sugli sviluppi ci arriva Partene. Le ha provate tutte mister Neri quest'oggi, con l'ingresso di Carpineta, tranne ovviamente il secondo portiere. 11 calcettiste su 12 sono entrate in campo in questi ultimi 40 minuti di regular season. Palla in mezzo, prova a concludere, debole, brava Di Biase. Su Cali. Dunque subito in avanti lì sulla destra Belli, prova a far male, chiude la Lazio che la spazza via con Moreira. Laterale battuto da Carpineta proprio adesso. Ion, Belli, Renatigna per Belli, tunnel ai danni di Moreira che però riesce a recuperarla, avanza Moreira, battaglia anche con Ion, calcia, Di Biase le spinge, poi CMB che può ripartire. Belli, sono lunghe le due squadre. Belli per Carpineta, per un pelo manca l'appuntamento col tiro e da quella posizione molto probabilmente sarebbe stato gol per il numero 20 Alice Carpineta, classe 2005. Belli, Renatigna, Carpineta, poi prova a inserire in mezzo, chiude qui Riccio, c'è il laterale battuto rapidamente dal CMB. Ion in mezzo per Belli, ci arriva Partene. Cali, vince Belli, ancora in avanti Renatigna per Belli, calcia, Belli, palo e termina fuori. Gli applausi comunque del pubblico lucano. 1:18 al termine di questo match, al termine della regular season della Serie A femminile. 25-26 CMB che termina questa stagione regolare a punteggio pieno, a prescindere da come andrà a finire il playoff scudetto. E già nella storia la formazione di mister Neri non era mai successo nella storia del futsal femminile italiano.
stagione trionfale. Adesso c'è bisogno della ciliegina sulla torta dopo la Coppa Italia. Le ragazze di Mister Neri puntano anche allo scudetto. 38 secondi, prende campo Belli, calcia Belli, la mette sul secondo per Carpineta. Palla in avanti, non c'è nessuno, ma inizia a scaldarsi il pubblico di casa perché manca sempre meno. Palla in mezzo, Carpineta anticipata dalla chiusura di Morello. C'è calcio d'angolo, Ion pronto a battere. 19 secondi. Palla che non viene sfruttata al meglio dalla Lazio. 16 secondi, calcia Belli, respinge Partene, palla ancora lì, vuol ripartire in contropiede la formazione ospite sul secondo per Cagli, ma è brava Di Biase ad anticipare la numero 20 avversaria. Belli finisce qui, suona la sirena, il triplice fischio di Colombo che va a decretare la fine di questa regular season. Festeggia il pubblico lucano, CMB che chiude la regular season a punteggio pieno, a quota 66 punti, le ha vinte tutte la formazione di Mister Neri dopo la vittoria anche della Coppa Italia, con tutti i migliori presupposti. È pronta a festeggiare, sì, a breve dinanzi al proprio pubblico la Coppa Italia e poi a vivere la fase finale, i playoff scudetto in questa stagione 25-26. È tutto dalla Pala Saponara, un saluto da Cesare Spinelli e ai prossimi match del futsal nazionale